Buongiorno, buongiorno a tutti. Si parte 2 giorni di trekking. Partiamo dalla sede del CAI di Tregnago. I ragazzi sono già pronti, sono carichi. Faremo Tregnago, Giazza, Rifugio Pertica dal buon Romeo. Lì mangeremo, dormiremo. Il giorno dopo si riparte. Vallone della teleferica Fraccaroli, Scala Orbi, Passo Tre Croci, Malga, Fraselle di sotto, Giazza. Sono all'incirca sui 40 km con 2200 metri di dislivello positivo e 1200 negativo, quindi ora vi faccio vedere i ragazzi e si va. Ed ecco qua i ragazzi in forma. 1, 2, 3, via! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia! Ed ecco qua i nostri ragazzi pronti. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia! Allora Alberto, cosa ti aspetti da questo trekking? Felicità. Bellissima questa parola, bellissima. Thomas, cosa ti aspetti da questo trekking? Una parola. Sorprese. Bravissimo. Fabio, in una parola, cosa ti aspetti da questo trekking? Benessere spirituale. Bravo. In una parola solo, cosa vi aspettate da questo trekking? Sicuramente da stancarmi. Primo, Sicuramente da stancarmi. quindi vi anche l'appetito. E appetito sicuramente anche perché è una novità, quindi Esatto. mai provare l'esperienza del rifugio è proprio una novità. Vedremo Cosa succede? cosa succede, esatto. Benissimo, So dire domani. benissimo. Divertimento e buona compagnia. Oh là. Allora Fabio, in una parola solo, cosa ti aspetti da questo trekking? Aggregazione. Perfetto. Mi aspetto questo. E oltre a perdere qualche chilo Giusto? con tutto quanto sto camminando, no? Esatto. Allora Lupin, una parola solo, cosa ti aspetti da questo trekking? Pazzia, Come pazzia? pazzia. Esatto, qua vediamo la Solo pazzia. Ciao! Linda, cosa ti aspetti da questo trekking? Divertimento! Divertimento, perfetto. Nicola, cosa ti aspetti da questo trekking? Socializzazione. Ok. Ok Elena, cosa ti aspetti da questo trekking? Esperienza! Bravissima. Ristoro, pausa, offerto da Eugenio. Mamma mia, caffè, che di tutto qua. Buona Lupin. Buonissimo, Bene. impressionante. Beh, allora intanto Sei uomo di sagra? un grazie a Eugenio. Grazie Eugenio. Grazie a tutto. Ma anche in sagra ti chiamano? Si riparte. Un ringraziamento a Eugenio. Abbiamo fatto pausa e ora direzione Giazza. Siamo arrivati a Sant'Andrea.
paese magico, paese di Bogoni, dove a novembre-dicembre mi sembra, fanno anche la sagra dei Bogoni. Siamo partiti con Lupin che diceva che oggi pioveva, sole che spacca le piere. Anche i migliori possono sbagliare. Esatto. Anche i migliori. Quindi Lupin, dove siamo qua? Nel bel mezzo della natura, passato Sant'Andrea, stiamo andando verso Selva. E la ciclabile è questa. E questa qua è la ciclabile. sì, Bellissima. Complimenti ragazzi. Bella cosa veramente. Ok. Si va. Pausa. E poi si riparte. Ma mettiamo fuori la bottiglia davanti. Siamo arrivati a Selva e ora in mezzo a questo posto 13 km mi dice Fabio. Esatti. Non è finita! E non è finita. Non è appena E ora cominciata. faremo pausa al nuovo bar che è stato aperto qui in zona. Lupin si riparte. Dopo aver visto un'amica che non vedevo da un po', si riparte e si va verso il sentiero per la lunga strada che si aspetterà a Pertica e poi fa calare e poi Sei felice? a bomba. Freedom. Freedom. Siamo arrivati in contrada e razza davanti a noi Giasta. Si riparte dopo la pausa. Siamo in località Boscangrove. Si inizia a salire. Si riparte, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Siamo arrivati a Domanavecchia, sopra il boschetto. Come per magia, rifugio ravolto. C'è sempre da far casino, eh? Sempre da far conoscere. E dopo aver salutato il buon Gesù, ecco davanti a noi rifugio Pertica Campobase. Ormai ci siamo e siamo arrivati al rifugio Pertica.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, ehi! Sappiamo parlare ormai. Pronti per i preparativi? Lupin è a posto? Posto Lupin? Insomma sta a posto. Ok. Altra camera. Con mia capio. Allora, carne sarà funghi con polenta, formaggio fuso con polenta, bracciola affumicata con crauti, salame, speck e formaggio. Il riposo dei guerrieri. Dicono che fanno bene 2 assi. Il grande momento, si mangia. Ci siamo. Va Nanna. Notte. Ci vediamo domani. A letto perché domani è una grande giornata, un'altra. Domani sarà ancora peggio. Si parte. Notte a tutti. Ciao ciao. Ciao. Pimpanti, freschi. Svegliarsi la mattina con la signora davanti, la signora Biasin. Non apprezzo. Buongiorno a tutti, si riparte dal rifugio Pertica. Abbiamo fatto colazione e ora direzione Fraccaroli. Senti, i ragazzi sono tutti carichi. Oggi visibilità al momento pari a 50 metri. Ieri ho fatto una domanda a tutti, ho chiesto cosa si sarebbero aspettato da questo trekking. Ognuno di loro ha dato una risposta, manca la mia. Io quello che dovevo trovare l'ho già trovato. E la serenità che queste montagne, tutte le montagne del mondo,
offrono alla nostra anima. Visibilità, rifugio Fraccaroli stamattina con la neve, eccola qua, guardate. Siamo arrivati a Fraccaroli, ecco i ragazzi, apertura ieri. Buongiorno. Fa un sorriso per gli spettatori. Due volte davanti alla Casa Bianca ho cercato di scaricare e guarda che vengo. È arrivato il nostro Marco, una parola. Con la resilienza e la volontà si arriva fino in fondo. Un applauso Marco! Si riparte, 8 gradi, nebbia. Si va. Mauro, ci siamo. Ci siamo? Si va. Si parte. Si va. E finalmente si apre un po' il panorama. E siamo arrivati allo scalo B e ora si sale. Siamo arrivati al Forcellino del Prische e ora si sale. E ora si sale a destra. Siamo arrivati al passo tra croci 1716. Allora 11:52, secondo giorno, siamo arrivati a Passo Zevola. Passo Zevola. E dopo tanti chilometri va il Fraselli di sotto. Davanti a noi abbiamo Malga Fraselle di sopra, mentre noi andremo a Malga Fraselle di sotto per l'apertura. Ed ecco i ragazzi che sono arrivati a Malga Fraselle di sopra.
per incanto, dopo tantissimi chilometri, Marga Fraselli di sotto davanti ai nostri occhi. Gradazione, Val Fraselli di sotto, Cai Tragnago. Allora, abbiamo quasi terminato i 2 giorni di trekking e adesso vi faccio una domanda, la solita domanda che vi ho fatto ieri alla partenza. Ognuno di voi definirà questo trekking con il proprio nome, quindi tocca a te Marco. Marco, porterò a casa sicuramente le vesciche, ma anche un bel gruppo, una bella situazione di aggregazione. Laura, porto a casa il senso della fatica ma anche della soddisfazione. Nicola, e porto a casa l'amicizia di tutti quanti. Elena? Allora scusate, esperienza e tanti amici nuovi. Fabio, mi porto a casa emozione e soddisfazione e anche tanta amicizia. Linda, soddisfazione, entusiasmo, amicizia. Alberto, come all'andata, felicità e amicizia. Tommaso, orgoglio e soddisfazione di essere arrivato alla fine e tante nuove amicizie. Fabio 2, la gioia di vivere insieme al prossimo. E adesso tocca alla Federica. Ciao Federica, beh allora io l'ho vissuta attraverso le parole, comunque quelli che mi hanno mandato i messaggi finché facevate questi 2 giorni meravigliosi. Ecco, a parte l'invidia che ho avuto nel sentire voi, le parole che ho sentito adesso è sicuramente la positività. Questi giorni nel vivere insieme, nella fatica, però il sorriso non manca mai e si porta a casa veramente tanta felicità, unione, amicizia, e vivere in mezzo alla natura secondo me porta proprio questi valori che sono meravigliosi. Adesso tocca alla star. Tocca alla star, l'ho tenuto per ultimo, no? Non per importanza, perché Lupin è la mascotte di tutti. Ciao, sono Lupin. L'amicizia nuova è una cosa bellissima, che sempre con la condivisione della montagna, perché è la stessa passione, è una cosa bellissima. È stato bello, è stato faticoso, ma tutti in compagnia con l'amicizia e la fatica diventa una metà. È bellissima. Grazie a tutti. Trekking 2 giorni terminato, la colonna si è ripresa, scendiamo a Giazza e poi si torna a casa. Naturalmente ci saranno foto, video per portarvi con noi. Mauro di Amici Recarega in collaborazione con il CAI di Tragnago.